Nuova tragedia sul lavoro in Veneto, 45enne titolare di una ditta di manutenzioni muore cadendo da un'impalcatura a Campodarsego, la rabbia dei sindacati. Sangue sulle strade, la scorsa notte nel Veronese una 22enne guardia giurata ha perso la vita nello schianto tra la sua auto e un tir a carico di gas. 2 arresti, 17 indagati, perquisizioni e sequestro di una cava, il bilancio dell'operazione dei carabinieri del NOE per un traffico illecito di rifiuti tra Paese e Cison di Valmarino. Un anno di indagini, agenti sotto copertura e il lavoro che ha permesso la grande retata di ieri a Mestre per disarticolare l'organizzazione tutta nigeriana per lo spaccio di eroina killer, 41 le persone destinatarie di misure cautelari. La testimonianza di un residente di Preganziol che lunedì notte si è trovato a tu per tu con il ladro entrato nella sua camera da letto, l'uomo è riuscito a farlo scappare. Venerdì nel Duomo di Treviso i funerali del più giovane dei 4 fratelli fondatori dell'impero Benetton, una giornata di lutto nelle aziende del gruppo, il ricordo del figlio Massimo, vorrei che ricordassero papà come una persona onesta. Il giorno dopo la notizia dell'incontro negativo al Ministero per gli operai di Exo a Maserà, fine del presidio, ritorno in fabbrica, delusione e rabbia per gli operai destinati al licenziamento. Si chiama Giulia Dotta, è una giovane neolaureata trevigiana che una settimana fa ha discusso una tesi proprio su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto, edizione che vede in primo piano la cronaca con l'ennesimo incidente sul lavoro che dobbiamo registrare in Veneto. Questa volta è accaduto nella ditta Maus di Campodarsego in provincia di Padova. È una caduta che è stata letale. Così è morto Riccardo Casali Gasparini, titolare di una ditta di Modena, che stava lavorando in appalto nel capannone della Maus di Campodarsego. Lui, insieme a 2 dipendenti, dovevano smontare un macchinario per poi spedirlo ad un cliente negli Stati Uniti. Smontando una macchina che doveva partire per la sua destinazione e sostanzialmente doveva essere il titolare, è caduto all'interno di questa macchina. L'incidente alle 9:30 di mercoledì sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per l'uomo, un 45enne, non c'è stato niente da fare. Oggi era il primo giorno di lavoro per la ditta modenese, avevano iniziato lo smontaggio anche se, secondo la FIOM, non avevano ancora formalizzato il contratto e non erano dotati di tutta l'attrezzatura. Sono lavoratori che erano al primo giorno di lavoro, 2 dipendenti che però avevano i documenti in tasca ma non avevano ancora sottoscritto alcun contratto. Bisogna chiarire quando si danno in appalto delle attività all'interno quali sono le regole di sicurezza che vengono seguite in questi casi. Davanti alla fabbrica svetta un monumento alle vittime sul posto di lavoro, vittime che continuano ad aumentare. Un altro incidente mortale quindi, dopo quello delle acciaierie venete, e che secondo i rappresentanti dei lavoratori è figlio della crisi. Questa è tutto figlio della crisi che abbiamo passato e stiamo continuando perché il tema degli appalti, delle esternalizzazioni per forza di cose sta portando la questione del massimo. Grave incidente stradale la scorsa notte nel Veronese, nel comune di Belfiore, è stato fatale per un 22enne che viaggiava su un'auto, lo scontro frontale con un tir. È stato complicato per i vigili del fuoco di Verona, arrivati sul posto, estrarre il giovane dalle lamiere e mettere in sicurezza il luogo, vista la presenza di gas naturale trasportato nel mezzo pesante. Sul posto anche i carabinieri di San Bonifacio per i rilievi del caso e i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. La vittima, Vincenzo Panettieri, originario di Maddaloni, Caserta e residente a Povegliano Veronese, lavorava per un istituto di vigilanza privata. E adesso parliamo di un traffico illecito di rifiuti scoperto dai carabinieri del NOE che hanno indagato 17 persone, sequestrata anche una cava e 9 camion.
Rifiuti speciali contenente fluoruri, anziché essere smaltiti in maniera corretta, venivano interrati in una cava. Blitz dei carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti, che ha portato all'esecuzione di 2 arresti, ai domiciliari, alla denuncia di 10 persone, a 4 misure interdittive nel settore della gestione del trasporto dei rifiuti. Sequestrata l'ex cavalotta Cison di Valmarino e i 9 camion utilizzati per il trasporto. L'indagine è partita l'anno scorso dai lavori di bonifica dell'ex fonderia Montini di Paese da parte della Ecostile di Pordenone, ma plesso operativo a Gorgo al Monticano. Il materiale, un misto di terra, rocce e scorie di fonderia contenenti fluoruri, anziché finire nella discarica Forcal di Vittorio Veneto, autorizzata allo smaltimento di queste sostanze, veniva illecitamente sotterrato nell'ex cava di Cison, in località Formesin, un sito in corso di sistemazione da parte della Falla di Pieve di Soligo e che poteva essere riempito solo con materiale inerte. Coinvolte nell'inchiesta anche le ditte di trasporto del materiale, una di Quinto, l'altra del Veneziano, che redigevano false annotazioni sui registri di carico-scarico e fornivano autisti compiacenti. 41 i viaggi incriminati per 1640 tonnellate di rifiuti gettati nella cava, trasformata di fatto in una discarica abusiva. Un giochetto che, secondo gli inquirenti, ha consentito notevoli vantaggi alle ditte coinvolte: 30.000 euro risparmiati con lo smaltimento illegale, più altri 215.000 euro di profitti per la FAL, derivanti dall'avere conferito nella cava altre 53.000 tonnellate di rifiuti d'edilizia che non avrebbero potuto essere smaltiti lì. Ai domiciliari sono quindi finiti l'amministratore delegato di Ecostile, 47 anni, di Ponte di Piave, il responsabile dei lavori di riempimento della cava di Cison, 41 anni, di Follina, interdizione delle attività di gestione dei rifiuti per i rappresentanti legali delle ditte di trasporto, per il gestore della discarica di Forcal, 59enne di Torre di Mosto, e per un altro socio della Ecostile, 54enne, di Gorgo. Indagati a piede libero infine 10 autisti dei camion che hanno effettuato, consapevolmente secondo i carabinieri, i trasporti illeciti. Nei guai è finito anche un appuntato dei carabinieri del NOE di Treviso, accusato di avere fornito informazioni sull'indagine ad alcuni degli indagati. Il militare è stato sospeso per 4 mesi. I legali delle persone coinvolte preparano la difesa. Noi siamo tranquilli e sereni che possiamo scaricare tranquillamente quelle terre, e noi scarichiamo terra da scavi e rocce. Loro ci contestano il contrario e comunque noi siamo sereni, vedremo alla fine. All'indomani della maxi retata a Mestre è il giorno dei numeri dell'operazione, ma il procuratore Cherchi dichiara: il problema non è ancora risolto. 28 arresti su 41 per cui sono state chieste misure cautelari, 12 espulsioni e 4 DASPO urbani notificati. In totale il GIP ha chiesto la carcerazione per 32 persone, cui si aggiungono 3 obblighi di firma. Sono i numeri della maxi operazione a Mestre, che ha visto coinvolti oltre 500 agenti di polizia al termine di una minuziosa indagine durata oltre un anno. Un'organizzazione strutturata con ruoli e compiti ben precisi, che vede una struttura di vertice e una struttura che opera poi sul territorio. Non necessariamente tutti fanno tutto, quindi vi è chi dirige, chi distribuisce, chi raccoglie i soldi e chi si occupa di portarli all'estero. L'ormai famosa per il numero di vittime mestrine eroina gialla arrivava dalla Francia attraverso corrieri di ovuli pronti a superare la frontiera. 2 i chili di stupefacente sequestrati durante l'indagine e requisiti 250.000 euro in contanti. Ma il giro d'affari dell'organizzazione era più fiorente. Durante il blitz in via Monte San Michele infatti sono stati requisiti anche 6.000 euro in contanti e una certa quantità di stupefacente nascosto dietro una saracinesca di un negozio. Sono entrati in azione finti tossicodipendenti per operazioni sotto copertura e alcuni arresti sono stati posticipati proprio per non creare intoppi nelle indagini, anche mentre molti residenti credevano di essere stati dimenticati. In alcuni casi operiamo il sequestro e l'arresto differito, e cioè l'arresto viene disposto dalla procura ma non viene materialmente consegnata al soggetto che ha commesso il fatto, ma questo con l'obiettivo, in indagini più rilevanti come questa, di ottenere la possibilità di un quadro più complessivo e soprattutto di arrivare, come in questo caso è stato possibile, a chi gestisce il traffico. L'inchiesta ha permesso di contestare ad alcuni tra gli arrestati 5 decessi, ma si indaga su 11 tragedie
bugie totali per l'eroina gialla. Il procuratore però sottolinea come il problema non sia risolto. Il fenomeno dello spaccio è un fenomeno non solo nazionale ma addirittura internazionale. Noi è chiaro che sul nostro territorio operiamo nell'ambito dei poteri e dei doveri che ci dà la legge e il legislatore. Il fenomeno nel suo complesso è chiaro che ci sfugge, nonostante siano in corso diverse indagini anche sui fenomeni di importazione dall'estero, perché la droga arriva, come è noto, dall'estero, e quindi su questo stiamo lavorando. Certamente c'è un mercato molto fiorente degli stupefacenti, c'è una richiesta di sostanza stupefacente e quindi, come per principi generali di economia, quando c'è la richiesta si crea il mercato. E allora riviviamo con le immagini girate dagli stessi agenti la maxi retata di ieri a Mestre. Gli agenti delle volanti di Padova hanno arrestato un 22enne di origine pakistana richiedente asilo accusato di aver scippato un'anziana di 82 anni. Il giovane avrebbe seguito la sua vittima in strada fin dentro l'androne del palazzo, poi mentre l'anziana stava aspettando l'ascensore le avrebbe strappato la borsa. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un residente che ha chiamato il 113. Una pattuglia ha quindi rintracciato lo scippatore poco lontano da casa della donna in sella ad una bicicletta. Quando ha visto i poliziotti, il 22enne ha abbandonato la bici, è scappato attraverso il parco e poi si è gettato nel fiume. A questo punto però è stato bloccato e arrestato. Arrivato in Italia l'anno scorso, il giovane ha precedenti per spaccio di droga. E adesso la testimonianza di un uomo che lunedì notte si è trovato a tu per tu con il ladro, è entrato nella sua camera da letto nell'abitazione di Preganziol nel Trevigiano. Dopo quanto accaduto rimangono paura e rabbia, racconta l'uomo. Tanta paura e dopo adesso la rabbia. Per fortuna ero a casa da solo con i 3 figli e la moglie, quella è la cosa più bella. Sentimenti contrastanti per Marco Racchello, che abita a San Trovaso di Preganziol e che nella notte tra lunedì e martedì ha vissuto un'esperienza che difficilmente potrà dimenticare. Mi sono svegliato di colpo dal letto perché mi sono trovato praticamente un ladro in camera mia. Ho visto solamente sta lucina che mi puntava addosso e da là mi sono svegliato di colpo. Uno shock che dura pochi secondi, poi Racchello reagisce. Ho iniziato a urlare con il dietro, sono arrivato giù dalle scale, ho preso il manico dell'aspirapolvere e sono andato fuori. Stando alle impronte di fango rinvenute la mattina successiva sul marciapiede, 2, forse 3 malviventi che si sono introdotti nell'abitazione. Prima hanno tentato di forzare una finestra, non riuscendoci, sono entrati dal portone del garage, dove dormiva il cane, che però non ha reagito. Probabilmente gli hanno fatto qualcosa, ne hanno spruzzato qualcosa, era un po' assonnato.
Alla fine la banda è scappata portando via 150 euro in contanti, un cellulare e le collanine d'oro dei figli. Un vicino ha raccontato a Marco Racchello che la stessa notte sconosciuti si sono introdotti anche nella sua proprietà. Sul mio orto qua dietro mi hanno rubato un'anguria e 4-5 pomodori, si sono messi a mangiare là sul campo. La zona è sempre più spesso presa di mira dai ladri e tra i residenti cresce la preoccupazione. Teniamo le porte chiuse, luci accese e sperando che sti gente poca seria vada a fare qualcos'altro. Ora Marco Racchello, ripensando a quanto accaduto, è consapevole del pericolo corso. Da incosciente gli ho corso dietro, a tutt'oggi a mente fredda ho sbagliato completamente a fare questa azione. Se avevano qualcosa in mano potevano avermi picchiato, avermi fatto qualcos'altro. Restiamo nella Marca trevigiana con la scomparsa di Carlo Benetton, morto ieri mattina a Villarosa, a pochi metri da Porta San Tommaso a Treviso. Venerdì alle 10 in Duomo i funerali, mentre per quella giornata si fermeranno gli stabilimenti di Castrette e dell'Olimpias di Ponzano, oltre alle attività di Villa Minelli. Un papà davvero speciale, lo descrive a nome di tutti i figli il primogenito Massimo che abbiamo incontrato. Cosa vorrebbe che la città ricordasse di suo papà? Una bella persona, una bellissima persona, onesta, seria e che rispettava il prossimo. È in fondo il testamento morale di Carlo Benetton, raccontato dal suo primogenito Massimo, che con i fratelli Andrea, Cristian e Leone e tutti gli altri componenti della famiglia Benetton si sta preparando all'ultimo saluto di venerdì mattina in Duomo a Treviso. Un dolore composto, lo stesso che si percepisce guardando Villarosa, l'abitazione che papà Carlo ha scelto come ultima dimora. Vicino a Porta San Tommaso, vicino alla sua Treviso, la città che amava e dove ritornava dopo mesi e talvolta anni all'estero. Era un appassionato e amava la natura, infatti ha trascorso parte della sua vita in Argentina con le aziende terriere, di recente poi ha fatto altre cose anche al sud Italia, in Ungheria, eccetera, sempre in mezzo alla natura. Una passione che si è concretizzata in aziende agricole, in Patagonia come in Ungheria e ultimamente nel Lazio e in Campania, dove ha rilanciato importanti imprese come la Maccarese o la Cirio. Tutto nella discrezione che lo identificava tra i 4 fratelli della dinastia di Ponzano. Sappiamo che tutte le persone che l'hanno conosciuto lo ricorderanno come una persona sincera, come una persona onesta, come una persona che amava tutto quello che faceva. Carlo aveva trovato nella terra il collegamento con l'attività che con gli altri fratelli Luciano, Gilberto e Giuliana l'ha reso famoso nel mondo. E non a caso non c'è continente dove la notizia della sua scomparsa non sia arrivata. Venerdì, giorno dei funerali, le aziende Benetton si fermeranno per ricordarlo, in particolare l'Olimpias, dove aveva sviluppato con puntigliosa attenzione il processo produttivo del gruppo. Era un perfezionista e tutto quello che lui riusciva a fare lo faceva sempre dando il massimo della serietà. Se e quando per caso perdeva la pazienza lo faceva sempre da signore, anche con le persone sotto di lui o a fianco di lui. Ecco, quindi questo è importante, ma siamo sicuri che chi ha condiviso con lui i momenti lo ricorderà così. Cosa porterà con sé di suo papà? Tante cose, tante, troppe, non potrei raccontarvele tutte, ma una era come lui affrontava le cose, come andava a fondo nelle cose e come voleva riuscire a risolverle. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, brutte notizie per i dipendenti della Exo Italia in presidio a Maserà nel Padovano. I licenziamenti sono stati confermati, l'incontro con la proprietà al Ministero dello Sviluppo Economico non ha infatti avuto esito positivo. Ricominciamo con grande tristezza perché ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni, perché alla fine non siamo riusciti a riottenere questo ritiro dei licenziamenti e comunque non vediamo altra strada che il licenziamento, non abbiamo proprio più speranze.
I licenziamenti dei 56 lavoratori della Exo Italia di Maserà sono stati confermati. L'incontro tra azienda, sindacati e rappresentanti del governo al Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto esito negativo. Non solo è confermata la volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di trasferire in Bosnia e Erzegovina la produzione che fino a maggio veniva effettuata a Maserà al ritmo continuo di 7.000 paia di zoccoli di plastica al giorno, ma è stata anche respinta la richiesta di una conversione industriale del sito avanzata dai sindacati. Oggi rientriamo al lavoro dopo l'assemblea di questa mattina, dove praticamente unanimemente abbiamo deciso di riprendere la produzione con uno spirito nettamente diverso da quello che avevamo una volta. A seguito a fronte di risultati ottenuti dalle vari incontri sia in Regione sia al Ministero, penso che le maestranze non siano soddisfatti di quanto è successo. Bocciata anche la proposta di cassa integrazione straordinaria di un anno avanzata dal Ministero. La notizia è immediatamente rimbalzata da Roma al presidio permanente che i lavoratori mantenevano giorno e notte nel piazzale di fronte ai cancelli dell'azienda, presidio che sarà tolto. La decisione è stata presa stamane al termine di un'assemblea durante la quale è stato riferito nel dettaglio l'esito del tavolo ministeriale. I dipendenti rientrano in fabbrica dove riprenderanno a lavorare fino a metà agosto, dopodiché si aprirà la procedura di licenziamento collettivo. Ora la trattativa si sposta ad un tavolo regionale che affronterà il tema delle liquidazioni. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale del Veneto del 17 gennaio 2017 che prevedeva multe nei confronti di chi disturba l'attività dei cacciatori. La norma, che modificava la legge regionale sulla caccia del 93 e sulla pesca del 98, aveva introdotto sanzioni da 600 a 3.600 euro per chi ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dei quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molesti ai cacciatori nel corso delle loro attività. Lo stesso nei confronti di chi disturba i pescatori. Il governo aveva impugnato il testo davanti alla Consulta nel marzo 2017, ritenendo che esso invadeva la competenza statale in quanto trattava condotte riconducibili all'ordine pubblico e alla sicurezza su cui lo Stato ha potestà esclusiva. I vigili del fuoco hanno recuperato sul cavalcavia del Tronchetto a Venezia un camion finito con le ruote giù dal ciglio della banchina e in procinto di cadere in acqua dopo un'errata manovra dell'autista. I pompieri, arrivati via terra e con un'autopompa lagunare, hanno prima assicurato il camion per evitare scivolamenti e poi imbragato con delle fasce la parte posteriore del mezzo, issato con l'autogru e rimesso in strada. Le operazioni di soccorso e recupero dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Voltiamo pagina, andiamo a conoscere Giulia Dotta, giovane trevigiana che una settimana fa si è laureata con una tesi proprio su Antenna 3. Figure professionali e flusso di lavoro nell'emittente televisiva Antenna 3 Nord-Est. Questo è il titolo della tesi di laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali della neodottoressa Giulia Dotta, 23 anni, di Maserata sul Piave. Una settimana fa la discussione all'Università di Pordenone. La studentessa, oltre ad aver illustrato la tesi, ha anche mostrato alla commissione un video girato e montato da lei stessa all'interno della nostra redazione. Tutto il processo dalla produzione all'emissione avviene nella sede trevigiana, dove sono presenti i reparti più significativi di tutto il processo televisivo. Giulia Dotta ha iniziato a conoscere il lavoro di un'emittente televisiva durante uno stage proprio ad Antenna 3. Ho svolto quindi un tirocinio universitario ed è stata un'esperienza molto motivante ed emozionante e unica nel suo genere. Durante quelle settimane in Giulia nasce l'idea di concentrare proprio sull'esperienza della nostra emittente la sua tesi. È stata una decisione inaspettata, appunto, date le grandi quantità di conoscenze che ho acquisito e anche la collaborazione di tutti i colleghi e appunto le persone splendide che ci sono all'interno di questa emittente. Nelle 58 pagine di tesi la studentessa ha illustrato il dietro le quinte di una redazione giornalistica. Nello sviluppo della televisione come una sua evoluzione, non come un mezzo che sta per andarsene o morendo. Dopo la laurea, ora Giulia sogna un futuro nel mondo multimediale. Inevitabile parlare con lei delle polemiche degli ultimi giorni sull'alternanza scuola-lavoro. Le opportunità che ci dà, i vari tirocini e i vari stage possono appunto permettere a noi giovani di imparare cose nuove, ma addirittura penso anche per chi già lavora, imparare freschezza e aggiornamenti su vari aspetti del lavoro. Possiamo sapere alla fine il voto dopo la discussione della tesi?
semplicemente posso riferire che tutta l'esperienza sia lavorativa che anche universitaria è assolutamente, secondo me, da 110 e lode. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio questa sera Nicola Finco, consigliere regionale della Lega, e Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 12 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio però si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 30 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e occasionali rovesci sui settori alpini, ma possibili anche sul Triestino. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 28 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.